pomeriggio, un'altra puntata di preview, la vigilia della partita del Catania che giocherà a Potenza contro il Sorrento, ma ovviamente tutte le notizie che arrivano anche da Siracusa e da Trapani con il punto tattico, le probabili formazioni, insomma tutti gli ingredienti di preview e anche la nostra squadra con a partire il nostro capitano Carlo Breve. Ciao Carlo. Grazie del capitano Marco, buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio a te e poi dall'altra parte il nostro Ermanno Florio. Ciao Ermanno. Ciao Marco, buon pomeriggio. Lui capitano, tu? Cosa ti senti? Match analyst. Okay. Allora, per cui fuori faccio parte dello staff tecnico. Fuori al campo. Invece dall'altra parte abbiamo la nostra Anna, anche a lei chiedo se c'è un ruolo specifico. L'arbitro. Giusto, Scusa. È vero. Ciao Anna, buon pomeriggio. Ciao Marco, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a voi. Io vi ricordo che aspetto i vostri messaggi al 342 77 12855. Grazie Anna, io torno subito da te perché andiamo a vedere quello che succederà in questa giornata di campionato, soprattutto nella lotta al vertice che riguarda il Catania, con il Catania che gioca per primo e dunque facci tu il punto della situazione. Inizia domani la 24esima giornata di campionato alle 14:30 con Cavese Casarano e Sorrento Catania. Domenica 1 febbraio alle 14:30 3 partite, Atalanta Under 23 Benevento, Monopoli Latina e Trapani Altamura. Alle 17:30 Cosenza Casertana, Picerno Potenza e Siracusa Crotone. Alle 20:30 Foggia Cerignola e Salernitana Giuliano. Passiamo alla classifica: in testa con 51 punti Catania e Benevento, Salernitana 45, Casertana 39, Cosenza 37, Crotone Monopoli 34, Cerignola 32, Potenza Casarano 29, Altamura 27, Atalanta Under 23, Latina 26, Trapani 25, Sorrento 24, Cavese Foggia 22, Siracusa 21, Picerno 20 e chiude la classifica il Giuliano con 17 punti. Bravissima Anna, io sono sicuro che arriverà a breve il consueto messaggio per i complimenti sulla classifica, sulla lettura della classifica con il Catania al primo posto. Ormai ne abbiamo fatto quasi una piacevole consuetudine, vedremo se sarà così anche questa volta. Intanto ieri ha parlato Toscano. Prima della gara perché la squadra è partita già per la Basilicata dove la partita si giocherà domani alle 14:30, ricordiamo la diretta con Diretta Stadio su Telecolor a partire dalle 14 e ha detto queste cose sul campionato in generale. Andiamo a sentire Toscano. Questo campionato si giocherà in termini di costanza, di risultati e di prestazioni. Noi fuori casa magari qualche punto l'abbiamo lasciato per strada, indietro non si può tornare, lo ripeto, gli ho detto anche ai ragazzi, quello che puoi cambiare nel tuo andamento fuori casa è da sabato in poi, da Monopoli in poi, perché già l'ha cambiato a Monopoli, bisogna continuare su quella scia, abbiamo i nostri tifosi accanto ancora, deve essere ancora di più una spinta per andare alla ricerca di dare continuità soprattutto nell'andamento fuori casa. Dare continuità soprattutto all'andamento fuori casa, anche perché insomma quello in casa è abbastanza continuo, considerando che l'ultimo pareggio in casa del Catania risale appunto alla partita di andata con il Sorrento. Carlo, è un campionato in cui appunto la costanza è l'ingrediente fondamentale? Sono d'accordo con quello che dice Toscano, bisogna cambiare il trend e la continuità soprattutto fuori casa, perché in casa i numeri sono dei numeri straordinari, quindi fuori casa avere una continuità di risultati e prestazioni farà la differenza da qua alla fine. Ricordiamo che il Catania arriva da 3 vittorie consecutive, compresa anche quella esterna con il Monopoli. Si lega questo concetto espresso da Toscano con la nostra lente di ingrandimento, che oggi va a fare un po' il quadro di quelle che sono le differenze nei 3 gironi. Allora io ritorno da Anna. Il girone C non è solo il più ricco, ma è anche il più feroce. Classifica corta, valori alti, equilibrio totale. Mentre negli altri raggruppamenti la vetta ha già scavato solchi importanti tra prima e seconda, qui basta un passo falso per cambiare tutto. Le prime 3 sono racchiuse in pochissimi punti, addirittura con un distacco inferiore rispetto a quello che separa le prime 2 dagli altri gironi. Una battaglia continua, domenica dopo domenica.
Anche il peso delle rose racconta la difficoltà del campionato. Il girone C vale più di tutti, segno di qualità diffusa e ambizioni vere. È in questo contesto che il Catania sta facendo qualcosa di grande. Mercato solido, scelte mirate e risultati pesanti. Sarà una corsa lunga e durissima, 15 giornate in cui conteranno nervi, profondità e fame, perché qui non vince chi parte forte, ma chi non molla nemmeno un centimetro fino all'ultimo minuto. E quello è il senso, no? Carlo, e poi vado anche da Ermanno, non mollare fino all'ultimo minuto, perché poi magari l'allenatore del Vicenzo, l'allenatore dell'Arezzo in questo momento faranno pensieri diversi rispetto a quelli che fa Toscano, al di là della classifica che leggiamo, ma proprio anche per la difficoltà del campionato. È chiaro che il girone C è un torneo tosto. Non a caso, oggi ha detto Toscano, le 2 finaliste di Coppa Italia sono 2 squadre del girone C, quindi questo sta a far notare ancora di più come ci sono tante squadre forti e tanto equilibrio in questo girone. Il Catania la sta facendo da padrone insieme soprattutto al Benevento, e attenzione anche alla Salernitana, che col mercato e con gli ultimi risultati può avere uno sprint importante anche in virtù degli scontri diretti e può sicuramente dire ancora la sua. Il valore, ne abbiamo parlato anche nella grafica, no? Che possiamo rivedere, Ermanno, il valore del campionato, perché è vero che di solito i numeri non dicono tutto, però è chiaro che pensare che ci sono 25 milioni di differenza fra il campionato del girone C e quello del girone B, praticamente 15 con il girone A. Ma poi basta guardare un pochettino anche le singole squadre, no? Vai a vedere il Catania tra le prime 3 del campionato nel campionato di girone C è quella che ha un valore inferiore, no? Poi c'è il Benevento e c'è la Salernitana che arrivano quasi a 10 milioni, mentre dall'altra parte non c'è nessuno neanche che sfiora i 9 milioni. Vero. Quindi questo ti fa capire, no? L'importanza delle rose, la profondità anche delle rose, che è una cosa che fa davvero la differenza e che sta facendo la differenza anche per il Catania. Però la cosa su cui bisogna battere è tanto anche la fame, la ferocia che c'è non solo quando vai a giocare col Benevento, con la Salernitana o col Cosenza, ma anche quando vai a giocare ad Altamura, quando vai a giocare a Casarano, quando vai a giocare a Caserta. Sono tutte partite che sulla carta, sui numeri, l'abbiamo visto, noi lo facciamo spesso, no, col discorso delle statistiche, sulla carta c'è differenza tra un Catania e un Casarano, però poi quando vai lì e ti trovi 7, 8, 10.000 persone che spingono contro di te, non è facile, ecco. Mentre poi vai a vedere un pochettino anche la parte bassa della classifica degli altri gironi, ci sono anche partite dove ci sono 900, 1.000 spettatori, so che non è tanta. A proposito di spettatori, Ermanno, sei concluso perché sennò... No, assolutamente. A proposito di spettatori, volevo tornare anche all'altro dettaglio che ha detto Toscano in questo stralcio che vi abbiamo riproposto, il fatto della presenza dei tifosi del Catania. Guarda caso a Monopoli, la squadra ha rimontato, è andata poi a festeggiare davanti al proprio pubblico. Domani al Viviani il Catania è quasi come se giocasse in casa. Noi adesso stiamo vedendo le immagini bellissime della festa della squadra nell'ultima partita contro il Cosenza in casa, e le ho scelte apposta perché fanno il paio con quello che stavo dicendo prima, no? Cioè l'idea di andare a giocare in trasferta quasi come se giocassi al Massimino. Sì. L'input che ti può dare, lo stimolo che ti può dare un nucleo di tifosi così appassionati, così numerosi, così chiassosi, sicuramente lo avverte la squadra, avverte questa vicinanza, ma ormai è un tutt'uno. La squadra si è fusa con la città e quindi la cosa più bella degli ultimi anni è proprio questa fusione tra squadra e tifosi che si identificano in questi ragazzi, in questo Direi gruppo. Fondamentalmente dell'ultimo anno, più Sì, che altro. Hai detto degli anno. ultimi, poi, scusa, io avevo sentito degli ultimi anni, ma perché poi Rispetto agli è altri. vero, l'entusiasmo anche dell'inizio, ricordiamo, di questa avventura della nuova dirigenza con Pelligra in testa e con Grella vicepresidente. E qui guardate queste immagini di festa e questo che Carlo spiegava benissimo, no? Questo afflato veramente fra la squadra e i tifosi, in questo caso della Sud. Poi c'è tutto il passaggio verso la B e la curva nord, ma chiaramente si esalta questo grande rapporto fra Catania e il Catania, fra parentesi in un
in un periodo splendido per questa città, con la festa di Sant'Agata che si avvicina. Insomma, c'è tanto veramente da vedere, da stare insieme qui a Catania, anche su Telecolor, ci permettiamo di dire, oltre che su Antenna Sicilia. Allora, io voglio tornare dalla nostra Anna, mentre vedevamo ancora i tifosi che festeggiavano, perché c'è un altro giocatore. L'altra volta abbiamo fatto vedere i Cicerelli, ma i giocatori del Catania sui social fanno capire, Anna, appunto, quanto sono vicini, quanto vogliono rientrare in questo gruppo. Ci tengono aggiornati, infatti Di Gennaro, dopo l'intervento perfettamente riuscito, ci mostra i primi movimenti di riabilitazione. E guardate, queste sono le immagini direttamente dal profilo Instagram di Gennaro, che vi facciamo vedere, postate ieri, insomma, sono belle immagini, ma soprattutto secondo me raccontano questo, come quella di Cicerelli l'altra volta, la volontà, la voglia di tornare, di essere parte integrante di questo gruppo. Di Gennaro e Cicerelli lo sono sicuramente, al di là del loro possibile rientro in questa stagione, più probabile chiaramente per Cicerelli, per Di Gennaro chiaramente poi si dovrà vedere. Intanto andiamo a vedere invece Toscano, che parla ancora della volontà della squadra e insiste su un particolare. Ascoltiamolo. Noi dobbiamo essere pronti ad affrontare una partita anche nella partita, perché il Sorrento ha bisogno di punti, noi ne abbiamo bisogno altrettanti di punti, perché vogliamo rimanere in testa, e lo sto ripetendo da tanto tempo per non dimenticarcelo mai, e quindi quando c'è da battagliare si dovrà battagliare, quando ci dovrà essere messo in campo della qualità come è stato domenica, bisogna mettere la qualità, che ne abbiamo anche tanta, stare sul pezzo dal primo minuto, aggredire la partita dal primo minuto mentalmente e fisicamente. Questi saranno gli ingredienti della partita di sabato. Gli ingredienti, di cui uno principale, no? Carlo, ritorno da te, che è quello su cui insiste Toscano. Noi vogliamo rimanere in testa. Sì. Il punto è chiaro che c'è questa grande voglia, si capisce che è il momento clou, no? del campionato, si capisce che ogni passo falso può diventare determinante, quindi il Catania vuole arrivare alla sfida, poi allo scontro diretto, in una posizione di classifica di vantaggio rispetto al Benevento, e il calendario un attimino sotto questo punto di vista, anche in questa giornata sulla carta favorisce la squadra rossa-azzurra. Vedremo ovviamente che cosa succederà, ma è chiaro l'intento del Catania di voler restare lì e di lottare fino alla fine per spuntare il primo posto e poi porta, lo sapete, direttamente in cadetteria. Torno da Anna per i primi messaggi dei nostri spettatori. Anna, a te. Il messaggio che ci aspettavamo è arrivato. Eccolo. Anna, come sempre, ottima la classifica, continua così col Catania in testa. Tutto merito di Anna. Sì, tutto merito mio proprio. Per Ermanno, messicano, per te Forte e Rolfini in campo? E ancora, Marco, me lo dai un giudizio sul mercato del Catania? Carlo, secondo te, dopo l'errore di domenica, Caturano si riprenderà subito? È troppo importante secondo me. E concludo con questo messaggio dove ci scrivono: ciao a tutti e complimenti per la trasmissione. Per Marco e Carlo che seguono le telecronache del lunedì. Ma quanto vi divertite a commentare questo Catania? A proposito di complimenti, Marco, io volevo ringraziare i nostri telespettatori, i nostri ascoltatori, perché crescono sempre di più. Ecco. Ogni puntata va sempre meglio. Bello, anche questo è merito di Anna, soprattutto ovviamente, oltre i risultati del Catania e la classifica, no, a parte tutto vi ringraziamo chiaramente perché ci seguite. Andiamo a rispondere un po' a queste domande. Forte o Rolfini? Secondo me è più avvantaggiato Forte, ma principalmente perché non l'ha fatto giocare settimana scorsa e quindi gli potrebbe dare spazio anche per non frenare quello che è l'aspetto psicologico del ragazzo. Però anche Rolfini, in realtà poi vedremo un pochettino le difficoltà su alcune marcature della difesa del Sorrento, potrebbe essere un'arma che soprattutto sulle pale laterali può creare pericolo e può essere decisiva, no, in alcune circostanze. Quindi Forte Rolfini è una domanda molto complessa, secondo me bisogna vedere in settimana cosa ha provato e come li ha trovati il mister. E da quello che risulta ha provato come sempre, e avendo le alternative ha provato tanto. L'ha detto anche ieri in conferenza stampa: noi proviamo quello con cui vogliamo partire, ma anche quello con cui vogliamo diventare durante la partita, e questo è molto importante. Chiaramente ci rende un po' più difficile poi capire come il Catania si schiererà. Caturano?
Perché ti dicevano potrebbe essere l'errore potrebbe influenzare, ma io non credo. Intanto ti dico che potrebbe essere una sorpresa anche lui dall'inizio, ma cambia poco. Chiunque giochi dall'inizio o subentra cambia veramente poco, perché ormai il Catania ha una condizione tale da aver portato tutti gli uomini della rosa allo stesso livello, quindi questo è un grande vantaggio. L'errore di domenica non conta secondo me proprio nulla, perché se avesse fatto gol probabilmente il gol non sarebbe stato regolare, perché c'era il fuorigioco di Casasola, e anche se avesse fatto gol e fosse stato convalidato era un gol del 3-0, quindi un gol non incideva sul risultato. Molto più importante di quelli che ha fatto soprattutto in casa e col Monopoli, quindi avrà tanta voglia ancora di arrivare in gol, e ancora tanta adrenalina, tanto entusiasmo quello dentro. che fra parentesi è il suo stadio, perché cioè, nel senso il suo stadio dove è stato negli ultimi anni, perché ricordiamo che il Sorrento gioca a Potenza. Ci divertiamo, sì, cioè, molto. Abbiamo un padrone di casa divertente. No, ma a parte ma non in questa trasmissione, direi nella telecronaca, no? Ci parlava della telecronaca, sì, a commentare il Catania che vince, ci si diverte sempre. È chiaro che quando le cose vanno bene è più piacevole commentarle. Ci divertiamo di più. Mi chiedevano un giudizio sul mercato, direi che penso che siamo un po' tutti d'accordo. Mercato sicuramente positivo, anche nei tempi, non mi veniva, nei tempi, perché il Catania è riuscito a centrare tutti gli obiettivi che voleva prima della chiusura del mercato, non è arrivato all'ultimo giorno, è riuscito a colmare tutte le lacune dettate, fra parentesi, da infortuni, non da lacune del mercato precedente. Per cui devo dire che io ho un giudizio più che positivo sia di questo mercato che di quello estivo. Sono le due migliori sessioni, secondo me, di questo nuovo Catania condotte per quanto riguarda il mercato. Qui vediamo inquadrato Grella, l'amministratore delegato, anche vicepresidente, ma ovviamente tanti meriti qua bresciano e tanti meriti chiaramente a Pastore, direttore sportivo del Catania, che insieme appunto a Grella guidano un po' questa squadra mercato che sta facendo, secondo me, delle ottime cose, soprattutto in questa stagione. Allora, a proposito di mercato, c'è Di Noia, che può essere, probabilmente potrebbe anche giocare dall'inizio. Le scelte poi proprio lì, Carlo, non sono tantissime per Toscano, proprio in quella zona, perché c'è Di Tacchio, lo sappiamo, infortunato. Sì. Sicuro Quaini in questo momento è imprescindibile, è diventato il prototipo del centrocampista voluto da Toscano. Qualcuno mi ha detto, migliorato tantissimo anche in fase di gestione della palla. Qualcuno mi ha detto probabilmente anche senza l'infortunio di Tacchio magari avrebbe giocato Corbari lo stesso nella partita con il Cosenza, ma certamente non toglie Quaini. In questo momento imprescindibile, e ci potrebbe essere l'esordio di Di Noia, perché sta bene, è già rodato. E perché ha la stessa zona di campo. Stesso piede, sicuramente è un giocatore con caratteristiche che può fare molto comodo al Catania. Secondo me, mister, mi allego semplicemente sul discorso perché più Di Noia che Corbari, perché essendo più un palleggiatore, e secondo me il Sorrento si abbasserà o comunque creerà tanta densità in zona centrale, avere un giocatore che ti fa uscire il gioco in maniera più pulita in quella zona del campo ti permette di sviluppare da una zona media a una zona offensiva con più velocità. Quindi... Ricordiamo quello che fa Di Tacchio, se vedete le partite, anzi tutti vedrete le partite del Catania e vi rendete conto di quello che fa Di Tacchio ogni partita, che potrebbe essere riproposto da Di Noia. Andiamo ad ascoltarlo, proprio Di Noia, poi fra poco ci colleghiamo con Sorrento per sapere le ultime da un collega. Sentiamo le parole di Di Noia. Contro il Cosenza è stata una grande emozione per me giocare in uno stadio così pieno, e spero che magari possa riempirsi ancora di più nelle prossime partite, e sono convinto che con l'entusiasmo della squadra e dei tifosi possiamo arrivare lontano. Io mi sono fatto l'idea del Catania che in questa categoria c'entra ben poco, quindi noi lavoreremo duro e spero che con il lavoro e l'impegno quotidiano possiamo raggiungere una grande soddisfazione insieme. Queste le parole di Noia, e allora io voglio andare a collegarmi con Antonino Siniscalchi del Mattino. Antonino, buon pomeriggio, perché con te facciamo il punto della situazione in casa Sorrento con i nuovi arrivi e soprattutto che cosa dobbiamo aspettarci nella partita con il Catania.
Ma diciamo che bisogna aspettarsi un Sorrento un po' arrabbiato perché è reduce da 3 sconfitte su 4, quindi tutto sommato è una squadra che deve ritrovare la giusta strada verso la salvezza, che è l'obiettivo principale della società. Assenti il capitano Fusco in difesa, l'attaccante Dursi, quindi 2 assenze di peso, 2 titolari, 2 giocatori che hanno una loro incidenza su quella che è la squadra rossonera. Debutta Capezzi, il centrocampista arrivato dalla Carrarese in settimana, e per il momento queste sono le novità più importanti, anche perché le novità più spinose sono quelle che tutti quanti sanno, che questo Sorrento gioca a 150 km di distanza da Sorrento, ha grosse difficoltà anche per gli allenamenti, si allena ad Angri a 50 km da Sorrento. Stiamo vivendo un periodo sotto il profilo logistico molto tribolato, molto nervoso tra l'altro, con questo iter burocratico della ristrutturazione del campo Italia, che nel momento in cui sembra ripartire trova qualche difficoltà e si ferma. Diciamo che è una pecca del Sorrento che, pensate, in tutto il girone di andata ha vinto una sola partita in casa, veramente una iattura per questa società, e anche dal punto di vista economico giocare a Potenza costa almeno 20.000 euro di spese vive, senza contare poi l'incasso che è chiaramente ridimensionato. Domani ci sarà un incasso ulteriore che arriva da Catania, però chiaramente... 400 tifosi da Catania, ho sentito. Esatto, l'idea però è quella che dicevi tu, Antonino, perché chiaramente ai giocatori del Sorrento sembrerà praticamente di giocare in trasferta, considerando quello che sarà il calore dei tifosi del Catania. Hai parlato dell'esordio probabilmente dal primo del nuovo acquisto Capezzi, per il resto solito 3-4-2-1 secondo te? Ma 3-4-2-1, 3-5-2, dipende appunto dalla disponibilità di Capezzi, che potrebbe consentire un centrocampo a 5 con Ricci accanto a Sabatani. Antonino Siniscalchi, io ti ringrazio, ti lascio al tuo lavoro, ci vediamo e ci sentiamo alla prossima. Buon pomeriggio. Ciao, grazie, buon A pomeriggio. Ciao, ciao. E io mi fermo qui, vi do appuntamento a fra poco perché ritorniamo con la seconda parte di preview, cominceremo anche con l'analisi tattica sia dell'avversario sia in parte anche del Catania, a fra poco. Eccoci qua, seconda parte della nostra preview che vi ricordiamo non andrà in onda nel prossimo venerdì solo perché non ci sarà la partita del Catania, perché lo sappiamo è rinviata la partita con il Trapani prevista per il 6, proprio per il venerdì, dunque comunque anche se si fosse giocato non saremmo andati in onda comunque, per cui vi aspettiamo per la puntata del 13, mentre aspettiamo ancora comunicazione dalla Lega chiaramente per quanto riguarda l'ufficializzazione di questo rinvio, ma soprattutto la data definitiva della partita con i trapanesi. Si parla della terza settimana di febbraio, per cui del 18 di febbraio in corrispondenza o fra le partite che il Catania giocherà a Siracusa per il derby e in casa con il Giuliano, ma chiaramente sono solo ipotesi in questo momento. Andiamo a vedere il Sorrento in chiave difensiva, per cui andiamo in fase di non possesso, caro Ermanno, perché lasciano spazio per essere attaccati in profondità, almeno questo dice la tua analisi. Sì, non sempre in realtà, più che altro nei minuti finali, soprattutto quando si trovano sotto, si trovano in una fase di gara dove devono recuperare un po', sbilanciano molto il loro baricentro, e questo può portare, se con giocate veloci come queste che presenta la Salernitana, a degli spazi per poi attaccare la profondità. Qui vediamo l'uscita dalla pressione, poi si ritrova addirittura solo Solcia a difendere la porta, e qui poi Lescano a non trovare la via della rete. Situazione analoga poi quasi vedi sempre nel finale di gara, dove il Sorrento cerca di attaccare, di manovrare l'attacco, c'è una transizione negativa. Sottolineare 75 metri che poi probabilmente sono anche di più. Sono anche di più forse, sì, esatto. Dipende anche dalla lunghezza del campo, però vedi qua si era sbilanciata completamente con addirittura qui Show che era risalito e si era ritrovato solo Potenza, che invece è un centrocampista centrale a difendere la porta, però la linea che poi si ricompatta velocemente, qui poi è bravo il giocatore della Salernitana
Salernitana a guadagnarsi la punizione che poi dove nascerà il 2-0. Quindi sicuramente il Sorrento, che in realtà non me l'aspetto fin dall'inizio così, però nel finale di gara, quando prova in maniera, se il Catania dovesse passare in vantaggio, secondo me sbilancerà un pochettino il suo baricentro, e questo potrebbe essere un fattore poi nei minuti finali per andare a colpire e chiudere. Però a livello di fase di possesso il Catania può stare attento a una situazione legata alle ripartenze, no? Perché il Catania sicuramente farà la partita, da capolista andrà lì a fare la partita, e il Sorrento ha fatto vedere durante le varie partite, non in casa ma anche in casa, che è una squadra che sa ripartire. È una squadra che secondo me va tantissimo in transizione, quindi che cerca tanto il palleggio della squadra avversaria rispetto a quello che ha fatto vedere all'andata, dove in realtà cercava molto un palleggio costruito, una manovra costruita dal basso. Qui secondo me con l'arrivo di Serpini cambia qualcosa dal punto di vista tattico, però il Sorrento che fa tanto lavoro soprattutto su riconquista e ripartenza, o in zona centrale o più che altro anche in zona, diciamo, bassa, riconquista bassa, per poi far ripartire quelli che sono i suoi punti forti, ovvero gli attaccanti. C'è Sabatani, e vedremo anche in questi piccoli video anche Cangianiello, che è una mezzala ma che si sa buttare bene nello spazio. Possiamo vedere i tagli video, il taglio numero 2, sì. Qui vediamo proprio Cangianiello contro la Cavese, c'è una riconquista, riparte veloce i tre offensivi. Qua addirittura c'è Bolzius, che in realtà è andato al Perugia, ma una partita dove lo vedeva ancora protagonista. C'è anche Dursi, che probabilmente, anzi Dursi che sicuramente non ci sarà, però vedi qua ripartono velocemente, hanno degli attaccanti per poterlo fare. Qui invece ci sono i riferimenti che potremmo vedere già sabato. Vediamo Sabatani in questa fase di ripartenza giocarsi un 3 contro 2 e appoggiarsi verso destra per Ricci, che crea questa sovrapposizione. Ricci, che è un giocatore arrivato nella nuova finestra di mercato proprio dal Crotone, che crea pericolosità, e questa è una cosa su cui il Catania deve stare attento, perché sia Ricci che Sabatani, così come Cangianiello, potrebbero far parte degli 11 titolari degli uomini campani. È un tema, no Carlo, questo? Sì. Potrebbe essere un tema della partita. Sicuramente, perché Sabatani è un attaccante moderno, strutturato fisicamente, a me era piaciuto parecchio all'andata, e Ricci è sicuramente un giocatore di categoria superiore, perché mancino naturale, ma tanta ma anche destro, sì, giocatore veramente di grande talento, è ancora giovane, abbastanza giovane, rapido, e quindi il trio d'attacco, questi due più Cangianiello, che è un centrocampista offensivo, più mezzala, ma è giovane anche lui e sa buttarsi con i tempi giusti dentro, possono a campo aperto far male. Anche la presenza di Esposito, no? Da subentrato, 2008. Non penso che inizierà dall'inizio, però è un classe 2008, il più giovane a aver segnato nel girone C l'anno scorso, ed è un giocatore attuale nazionale. E che ha una carriera particolare, perché ha iniziato tardissimo a giocare a calcio, a 15 anni solamente. Però ha una gamba e un passo non indifferente. Un talento cristallino. 2008, veramente già agli occhi addosso di tante squadre di A e B. Di categoria sicuramente superiore. Ritorniamo da Anna con i vostri messaggi. Carlo, mi dici come gioca e le caratteristiche di Carnielutti? E ancora, buon pomeriggio a tutti. Ciao Anna, ti faccio i miei complimenti per la preparazione del programma, sei davvero preparata. Domani il Catania deve vincere la sua 4ª vittoria consecutiva per inseguire il sogno. Da Christian. E ancora Marco, ma Carnielutti è un giocatore che può valere anche per la B? Per Ermanno il momento era diverso, ma il Sorrento ci ha fermato all'andata. C'era anche un altro allenatore, ma le caratteristiche sono simili. Possibile che si ripeta una partita simile? Allora, Carnielutti, tu, poi io. È un giocatore forte, è un centrale veramente... Prima tu, poi. Un centrale di grande valore, strutturato fisicamente, fortissimo nel gioco aereo, cattivo, però penso che ancora farà un attimino di panchina. Sì, perché Miceli ha dato grandissime rassicurazioni come leadership difensiva, ha fatto una grande prestazione domenica, penso che Toscano non se ne priverà in questo momento. Poi anche da braccetto, ci sono tanti. Lo vedo più da centrale. Lo vedo più da centrale, entrambi sono due centrali. Sì,
c'è da dire che però col Crotone giocava in una difesa a 4, quindi esatto. sicuramente c'è anche bisogno di quel tempi di periodo, no, adattamento. di assestamento. Micheli come è giocava a successo 3, per Allegretto, no? come è successo per Allegretto, poi questi giocatori soprattutto di questa struttura e anche non hanno un'esperienza che comunque non ha 34 anni come Micheli, è un ragazzo del 2001, quindi ha bisogno anche lì di tempo per entrare anche negli ordini tattici di... Bravo Ermanno a intervenire. Per le prospettive probabilmente Carnielutti sarà più di prospettiva perché è un esatto. 99 Quello e quindi in Serie B il Catania la domanda si che mi troverebbe un facevano. giocatore giovane, fresco e di grande prospettiva. E consideriamo anche il contratto è fino al 2028, l'investimento è stato importante, ve l'abbiamo raccontato, perché chiaramente con il Crotone si è ragionato in determinati termini, insomma la trattativa l'abbiamo anche seguita perché è un investimento importante del Catania e dunque un giocatore che il Catania considera anche valido, appunto contratto fino al 2028, qualora arrivasse la Serie B, così rispondo alla domanda che avevano fatto a me. 0-0 l'andata? No, mi chiedevano più che altro se sarà una partita simile. Ecco, Sì, no, principalmente sì, 0-0 all'andata sì, secondo me all'andata è stata una non partita del Catania, dove il Catania non è riuscito a giocare, non è riuscito a imporre il suo gioco, e ancora era un Catania anche un momento diverso. che veniva da una batosta di Cosenza. In questo caso secondo me invece vedremo un Catania che proverà a giocare, che giocherà con molta più consapevolezza, e la presenza secondo me di noi in mezzo al campo può alzare il livello e la qualità tecnica della squadra, e il Sorrento non è il Sorrento dell'andata, c'è anche da dire questo, perché ha cambiato allenatore e l'impostazione di gioco e l'impostazione tattica, non tanto tattica dal punto di vista numerico e dei moduli, ma i principi tattici che il Sorrento ci farà vedere sabato saranno differenti. Ne ho parlato prima, ne ho anticipato qualcosa, non ci sarà più una costruzione dal basso rimarcata, sarà una squadra che cercherà di andare tanto in pressione centrale, in transizione, per poi provare a ripartire sia nel blocco medio, quindi in zona diciamo del centrocampo, sia negli ultimi 30-25 metri. Quindi secondo me su questo ci sarà qualche piccola differenza, ma sarà una squadra che col coltello fra i denti, arrabbiata e che vorrà dare fastidio. Che vorrà provare a dare fastidio, nonostante i numeri che guardiamo adesso dicano quello che ci ha detto anche il collega da Sorrento poco fa. Una sola vittoria per la squadra campana in casa, ricordando tutto la situazione appunto che casa per il Sorrento significa giocare a 150 km dal centro abitato campano, per cui stiamo parlando veramente di tanta distanza. 10 punti, gol fatti 15, gol subiti 19, mentre Catania in trasferta ha fatto 4 vittorie, di cui appunto l'ultima, quella in casa con il Monopoli. Sull'età media, chiaramente anche lì, più giovani quelli del Sorrento, più esperti, una rosa chiaramente più esperta per la categoria per quanto riguarda il Catania. Torno da Ermanno perché riprendiamo ancora col Sorrento, sempre in chiave non possesso, perché sui cross abbiamo detto qualche volta concedono gli spazi in profondità, soprattutto quando devono recuperare il punteggio, mentre i cross arrivano in qualsiasi momento della partita, no? Sì, diciamo che più che altro vedremo un tipo di marcatura differente rispetto a quello che abbiamo visto settimana scorsa con il Cosenza di Boucher, perché qui c'è una marcatura su palla laterale che è a uomo, e questo molte volte non è sinonimo di qualità, ecco perché se soprattutto adesso vediamo no, in questo caso per esempio c'è una palla laterale, vediamo la marcatura molto stretta del difensore centrale in questo caso era Shaw, sull'attaccante, che però parte prima e non riesce a tenere la marcatura. Qui poi c'è un appoggio in scarico e l'1-0 della Salernitana, quindi soffrono tanto queste palle laterali, ma qua secondo me questa e quella successiva sono l'emblema no, di quello che volevo spiegare. Vediamo proprio i tre difensori qui, Shaw, Fusco e Cangianiello. Vedi qua anche un singolo movimento, anche un singolo attacco davanti o un mezzo blocco e giro possono portare i difensori, che in questo caso Colombini non è un difensore adattato, a perdere la marcatura, a perdere il tempo di marcatura e quindi portare l'attaccante ad avere un vantaggio, in questo caso un vantaggio aereo. Ha giocato da esterno all'andata e che potrebbe giocare da braccetto in questa partita. Qui nell'ultimo taglio vedi anche Solcia, qui è Fusco, scusate che non sarà presente, ma poco cambia. Anche qui c'è questo attaccante che parte con i tempi giusti, parte in maniera rapida, e c'è anche una lentezza nella reazione del difensore. Ecco perché prima ti dicevo forse più Rolfini
che è forte, soprattutto per questa caratteristica qua, perché Ruffini è molto dinamico, anche se forte negli ultimi 16 metri, sa rubare bene il tempo, quindi la mia ballottaggio, l'abbiamo detto, sono 3 fondamentalmente, poi li ripeteremo anche dando la probabile formazione del Catania. Andiamo ancora invece, anzi spostiamoci in casa Catania, no? Per verificare fase di possesso. Ecco qui, cross del Catania. Come il Catania può sfruttare questa situazione a proprio vantaggio? I cross o giocate a rimorchio, che sono delle cose che ci ha fatto vedere tantissimo il Catania col Cosenza, principalmente perché il Cosenza, tenendo una marcatura in linea, ti lasciava spazio tra le linee, quindi ti lasciava questa giocata. Ottima comunque la visione tattica dello staff tecnico del Catania. Qui vediamo proprio una sgroppata sul lato debole di D'Ausilio, che guarda e aspetta e cerca l'arrivo del quarto, quindi Donnarumma a sinistra, piccola finta, l'appoggio, poi qui la prima giocata in diagonale, in scarico sul giocatore a sostegno, ed è bravissimo Gimenez a attaccare prima lo spazio e poi la palla e a trovare la via dell'1-0. Situazione che poi si andrà a ripetere nuovamente con, in questo caso, sempre con Gimenez e Ruffini, Quaini che la mette in profondità. Gimenez qui fa vedere anche una qualità condizionale importante, supera l'avversario molto bene, ricerca l'appoggio, vedi, non è una marcatura uomo, non cercano l'uomo ma cercano di chiudere lo spazio, ecco che si crea quello spazio alle spalle, quindi quel sostegno, il sostegno che viene cercato, qui Rolfini non riesce a trovare. E poi diciamo quello che si è visto e rivisto in queste settimane, però mi piace qua vedere, vedi, Di Noia, la qualità di Noia di saper palleggiare, bravissimo poi Lunetta a venire incontro e a chiudere questo triangolo in maniera, secondo me, io ho scritto divina, perché vedere queste giocate in Serie C, non è facile. Qui vediamo l'appoggio poi di Casasola per Caturano e il gol che un pochettino abbiamo visto e rivisto un po' tutti in questa settimana. Carlo, che poi so che a te piace molto, no? Il gioco dentro, fuori, poi profondità, avanti, dietro. Palla avanti, palla dietro, palla avanti, dico, un leitmotiv anche di mister Spalletti, no? Alla Roma. Ho assistito a delle sue lezioni a Coverciano ed era veramente un piacere vedere giocare la Roma in quel periodo. Mi piacciono le squadre che adoperano questo tipo di principio, così come Ermanno andava a focalizzare la fase difensiva dove puoi marcare di reparto o marchi sui riferimenti. Ecco, il Catania marca molto sui riferimenti, sono stili di marcatura che hanno i loro vantaggi e svantaggi. Certo. Voglio andare da Franco Cammarasana per capire un po' com'è la situazione. Ciao Franco, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Allora, io ho visto... Qui siamo in una sorta di... mi interrompi, ma nel senso fai bene, perché tanto so dove vuoi arrivare, perché io vedo messaggi, annunci, possibili giocatori in arrivo, anche le dichiarazioni ultime di Aronica che tendono a tranquillizzare l'ambiente sotto l'aspetto del Trapani, ma tu ci puoi raccontare ovviamente quella che è la situazione reale che si respira in casa Trapani. Io l'ho definito un porto di mare, praticamente si sta ripetendo ciò che avvenne a gennaio dello scorso anno, quando l'organico costruito in estate è stato letteralmente smembrato e ricostruito di sana pianta. Sinteticamente vi dico che fino a questo momento le cessioni di questi giorni sono salite ad 11, fra l'altro 11 tra i migliori giocatori in organico che aveva il Trapani, a fronte di 9 acquisti, chiamiamoli così perché alcuni sono giocatori in prestito, fra l'altro anche molto giovani, ma mentre noi in due parliamo è probabile che si stia concretizzando anche qualche altra operazione di mercato, soprattutto in entrata. E qualcuno dei grossi, ancora i pochi rimasti, potrebbero anche prima della chiusura del mercato andare via da Trapani. Quindi una situazione un pochino particolare, non so come farà Aronica domenica contro l'Altamura a schierare una formazione che abbia un minimo di amalgama per quanto riguarda gli schemi di gioco, anche perché sono giocatori che vengono da diverse società con schemi tattici diversi, con caratteristiche individuali diverse. Vedremo una sorpresa sicuramente al Trapani di domenica prossima. Domenica alle 14:30 la partita con il Trapani, che comunque sul campo sta facendo cose straordinarie, considerando appunto questa situazione, no?
Assolutamente sì, perché nel girone di ritorno su 4 partite ne ha vinte 3, quindi un trend molto positivo. Nelle ultime 9 partite praticamente 2 sconfitte e poi tutti i risultati positivi, a conferma che l'assetto che la squadra aveva raggiunto prima della pausa natalizia era un assetto ben definito, dove qualunque giocatore fosse subentrato a un altro aveva ben delineato, ben conosceva i compiti che doveva svolgere. Anche a inizio, ripeto, nelle prime partite di questo girone di ritorno, la stessa cosa, anche sovvertendo i pronostici praticamente. L'ultimo, quello di domenica scorsa, ma ripeto, adesso contro l'Altamura non si sa sinceramente. Io mi auguro che in questi 24 ore, Andiamo a in queste vederla. 48 ore, Andiamo a vederla, sia Franco. riuscito un pochino, man mano che i giocatori arrivano, un pochino a spiegare loro come dovrebbero comportarsi domenica in campo. Io ho così abbozzato una improbabile formazione, perché a questo punto di probabile formazione non si può dire, con Galeotti se rimane tra i pali, poi Ortisi, uno dei nuovi, Pirrello, Motoc e Nicoli in difesa, Celeghin, Palmieri e Nina, l'autore del gol di domenica scorsa, a centrocampo, Marcolini e Benedetti a sostegno della punta centrale Stauciuk. Ripeto, è una formazione, una probabile formazione improbabile, nel senso che può essere suscettibile di ulteriori novità di Quello qua sempre, a domenica pomeriggio. quello sempre quando si dà la probabile, noi ci proviamo ovviamente sempre a darla il più giusto possibile, ma è ovvio, è probabile proprio per questo. Nel caso del Trapani è ancora più complicato sicuramente. Grazie Franco, alla prossima. Alla prossima, buon pomeriggio. Allora andiamo da Anna, perché voglio sentire altri messaggi da casa e poi invece continuiamo con l'analisi tattica. Messaggio da Vincent, ci chiede se D'Ausilio e Jimenez titolari potrebbero dare l'imprevedibilità per colpire da subito. E ancora, conquistare i 3 punti è fondamentale per la classifica e per dare continuità ai risultati. Forza Catania. Anna sempre molto elegante, ma volevo chiedere a Carlo Breve, a Sorrento, quale punta vede titolare? E ancora, domanda, quando si saprà il recupero col Trapani? Ci sono 2 date, 6 marzo o 18? E ancora, domani segna Caturano, quel campo di potenza lo conosce fino all'ultimo ciuffo di erba sintetica, da Ciccio 74. Allora, per quanto riguarda il recupero, vi dico che ovviamente stiamo aspettando la comunicazione da parte della Lega, quelle date ci stanno, chiaramente quella del 18 l'abbiamo data anche noi, vediamo se si può andare oltre. Non credo quelle vicino alle partite con il Benevento e con la Salernitana per il Catania, tendo a escludere le prime giornate di marzo, i primi giorni di marzo, però insomma chiaramente ora vedremo, sarà la Lega poi a dare comunicazione ufficiale in tal senso. Ritorno invece, no, aspetta, perché qualche messaggio dobbiamo rispondere. D'Ausilio li abbiamo già visti assieme, sì? più volte. Li vediamo, anche a Foggia fecero i primi 30 minuti veramente benissimo in quell'asse. Il Catania non ebbe la giusta cattiveria di andare in vantaggio, ma i primi 30 minuti molto bene. I 3 attaccanti, D'Ausilio, Jimenez e Forte lì davanti. Se giocherà forte Caturano o Rolfini lo vedremo domani. Secondo me è più probabile una staffetta tra Forte e Caturano piuttosto che Rolfini dall'inizio. Non lo vedo dall'inizio, secondo me subentrerà a partita in corsa. Hai risposto dunque anche per la punta? Sì, anche per te, poi rispondo anche per te, Marco. Sì, dai, vai, fai tu, poi non mi ricordo, i 3 punti. Mi hai dato la faccia ormai. È fatta, va bene, il nostro capitano. Allora, risponde per voi Carlo Breve, per cui scrivete e noi risponderemo attraverso le parole di Carlo. Allora, ritorno invece da Ermanno perché ti voglio portare nuovamente sul discorso dei piazzati, perché poi alla fine è un tema che affrontiamo sempre
E allora vediamo l'aspetto dei piazzati e delle marcature per quanto riguarda il Sorrento e poi andremo anche in chiave Catania. Sì, diciamo che mi piace ormai farvi vedere un po' come le squadre difendono e attaccano sui piazzati, in questo caso l'ho fatto più sull'aspetto difensivo. Vediamo un asset difensivo del Sorrento in fase ovviamente su angolo, che continua a marcare a uomo, quindi quello è il principio di tenere riferimento, porta tutti i giocatori a difendere, mette anche un giocatore a ricerca della palla. Qui la Salernitana è bravo a trovare questo spazio, poteva cercare questo spazio sul primo palo, poi cerca il secondo, però è bravo il portiere del Sorbo. Mentre su piazzato, su una punizione laterale, porta anche qui addirittura 8 giocatori tutti sulla linea che marcano a zona, marcano di reparto, un giocatore a ricerca palla sul primo palo, anche se non si muove in realtà molto bene. La linea che però si spezza forma 2 linee e quindi non permette di attivare il fuorigioco, ed è facile, molto facile per il giocatore del Trapani trovare la via della rete. Ti ho fatto vedere questo, Marco, perché secondo me il Catania sabato potrebbe far vedere qualcosa sui vari piazzati. Ce l'ha fatto vedere in maniera chiara e limpida sulle punizioni laterali, però su calcio d'angolo, per esempio in questo caso te lo dico perché ritorna il video, si potrebbe creare qualche schema su blocco, qualche piccola rotazione, piccolo interscambio che potrebbe andare a limitare quella che è la loro marcatura, che è buona perché marcano in maniera molto veemente, però alle volte, sai, i giocatori del Catania hanno un'esperienza anche diversa, quindi andare a eludere quella marcatura potrebbe essere un risultato, attaccando poi il primo e il secondo palo, dipende da quello che vorrà fare Toscano, potrebbe essere un'idea per creare pericolosità. È un tema, quello dei calci piazzati, che ritorna puntualmente per tutte le partite e per questo calcio moderno, da cui sappiamo appunto arrivano tante possibilità proprio da calcio piazzato. A proposito, come difende il Catania sui calci piazzati? Perché abbiamo visto anche che la squadra rossazzurra sta aumentando la tensione e l'attenzione in queste fasi, no? Sì, esatto, perché diciamo l'abbiamo visto la volta scorsa contro il gol che ha subito contro il Monopoli, ma ci ricorda anche quello subito contro il Foggia. In realtà è importante non solo la prima palla su un piazzato, ma anche quello che potrebbe essere una seconda palla, e qui si vede proprio in chiaro quello che diceva scorsa settimana il mister, no? La differenza tra il Catania e il Cosenza è la mentalità in alcuni piccoli aspetti, e qui nell'unica palla gol del Cosenza, e si può dire, penso che lo dico senza mezzi termini, si vede l'attenzione, la concentrazione e la voglia di vincere del Catania. Se può partire il video, vediamo in maniera chiara, vedi addirittura sono tutti i giocatori all'interno dell'area piccola, doppia linea 4+3, quindi quello che è il castello difensivo, con Lunetta nella zona del vertice dell'area piccola. Qui questa seconda palla che rimane lì, sono 6 giocatori affamati, vogliosi, che liberano questa minaccia, che sventano la minaccia e non fanno prendere gol, più che altro non fanno ricalciare il Cosenza in porta. Vedi, è questo che fa tantissimo la differenza. Secondo me, quando si parla di dualismo tra Benevento e Catania, perché molti dicono il Benevento è vero, è una squadra che gioca benissimo al calcio, che ha un calcio propositivo, ma dall'aspetto difensivo il Catania ha qualcosa in più, e questa è secondo me il vero punto forte del Catania rispetto a quella che è la squadra di Floro Flores. Migliora il Catania, certamente, lo dicono anche i numeri, è la squadra migliore per quanto riguarda la difesa, soprattutto in casa. Al di là dei numeri, io ho la sensazione che siano già attenti di loro, ma in casa ancora di più, perché c'è questo record che chiaramente scatta qualcosa nella mente di tutto l'ambiente dei giocatori e dello staff, di proteggere questa fortezza, questo tesoro, perché è una cosa veramente incredibile. Io non ricordo di una squadra che non ha mai subito un gol in tutto il girone d'andata, e già le prime 2 di ritorno già sono passate, e ancora imbattute in casa, quindi sicuramente l'attenzione migliora ancora di più. Nulla da aggiungere a tutto quello che ha detto Marco, perché è stato veramente perfetto. Ermanno, perdonami, ha detto proprio tutto ciò che doveva dire in questa attenzione dei calciatori del Catania. Per quanto riguarda, sento molto da tante parti dire il Benevento gioca meglio il Benevento gioca un calcio diverso dal Catania. No, non esiste un gioco migliore dell'altro, è un modo di interpretare il calcio in maniera diversa. Probabilmente, sono d'accordo con quello che dice Ermanno, il modo di pensare il calcio di Toscano è più produttivo
e alla fine secondo me farà la differenza piuttosto che il modo di pensare il calcio che ha. Esatto. E questa è Questa è una mia idea, l'idea di Carlo Breve, anche in questo caso. Modo di pensare. Anche in questo caso scrivete se la pensate in modo diverso, ma sono convinto di no. Noi invece andiamo, perché io vi voglio fare vedere questa immagine abbastanza bucolica del nostro Marco Petrolito, incorniciato, vi portiamo su, eccolo là che sorride, incorniciato da uno splendido cielo azzurro. Ciao Marco, andiamo a parlare subito del Siracusa, buon pomeriggio a te. Sì, buon pomeriggio a voi in studio, buon pomeriggio Marco. Allora, una giornata bellissima, cielo azzurro e dunque... Azzurro, guarda caso come il colore. Vabbè, dopo aver detto tutta questa serie di banalità, andiamo invece con attenzione a proiettarci alla prossima partita del Siracusa. Che cosa ci racconti? Sì, è una gara da vincere, quella di domenica, per tornare a muovere la classifica e risollevare il morale dopo 3 sconfitte consecutive. Gli azzurri affronteranno il Crotone, che all'andata si impose per 2-0 in un match per gli Retusei ricco di rimpianti e di occasioni sprecate. Per andare a caccia dei 3 punti, naturalmente il Siracusa dovrà scendere in campo con grande determinazione, al di là del momento delicato vissuto dalla società, legato come sappiamo appunto alla penalizzazione che pende sugli Aretusei e che arriverà a fine febbraio, ma anche per tanti movimenti di mercato che hanno caratterizzato questi ultimi giorni. Proprio parlando di mercato, dopo sbaffo, arditi e pannetteri si segnalano gli arrivi del difensore Capomaggio e del centrocampista Di Gesù, mentre ieri sono state effettuate le visite mediche dell'esterno di Paolo, uno dei giocatori più richiesti di questa sessione invernale, che diventa di proprietà del Cagliari, pur restando in prestito a Siracusa fino a fine stagione, per un affare comunque importante che porterà alle casse del Siracusa una cifra che si aggira intorno ai 300.000 euro. Un bel colpo ieri questo. Inoltre ha dichiarato che un bel colpo, Marco, in uscita. Ieri Laneri appunto si è detto soddisfatto per quel che riguarda l'operazione, ringraziando i vertici della società cagliaritana. Ha dichiarato anche che ci saranno altri arrivi, probabilmente una punta, e non ha escluso comunque qualche altra cessione. L'ultima è stata quella del difensore Catena. Ha ribadito del resto che comunque chi vuole, non vuole restare, non vuole continuare a sposare questo progetto, verrà ceduto, quindi ecco, ci sarà ancora qualche movimento sia entrata che in uscita nei prossimi giorni. Andiamo a vedere quella che è la probabile formazione del Siracusa per una partita comunque delicata che si gioca domenica. Sì, dovrebbe, stando alle indicazioni del campo, essere escluso l'utilizzo sin dall'inizio dei nuovi arrivi, anche se Pannitteri si è ripreso da un fastidio muscolare. Sbaffo, Arditi, Di Gesù e Capomaggio sono apparsi già pronti a dare il loro contributo, ma partiranno dalla panchina, quindi 11 titolare che vedrà Farroni tra i pali, con Zanini sulla destra, Pacciardi e Bonacchi in mezzo e Cancellieri sulla fascia sinistra, davanti a loro mediana con Candiano e Limonelli, con Mai Consueta, mentre sulla tre quarti a destra aggiranno Di Paolo, di nuovo in città tra oggi e domani, appunto dopo le visite mediche di cui abbiamo parlato prima, Guido Levicius al centro e Valente sulla sinistra, con Contini in attacco. Questa è dunque la probabile del Siracusa per la partita con il Crotone di domenica alle 17:30. Grazie Marco, buon pomeriggio. Perfetto, grazie a voi, buon proseguimento. Va bene, chissà cosa andrà a fare, forse il bagno, non lo so, perché dai, il bagno a gennaio, però però in effetti la vista porterebbe. Ciao Marco di nuovo, a te buon pomeriggio. Buon pomeriggio, ciao. Ci ritroviamo fra poco invece noi, perché ritorniamo a parlare della partita del Catania con approfondimenti tattici. Andiamo poi verso le probabili formazioni della sfida di domani al Viviani. A fra poco. Ricominciamo con la nostra preview, mentre ci informano dalla nostra zelante regia con Gaetano Marano che Sinner ha perso con Djokovic, pensa Carlo, 6-3, 3-6, 6-4, 4-6, 4-6, incredibile, una semifinale degli Australian Open con la vittoria al quinto set da parte di Djokovic e la sconfitta per l'italiano Sinner. Abbiamo voluto darvi anche questa notizia, ma torniamo invece a parlare delle cose nostre di Sorrento e Catania, con soprattutto il Sorrento in questa fase, Ermanno. Cross
L'abbiamo visto prima anche per quanto riguarda il Catania, per cui andiamo in fase di possesso, cross e ricerca degli attaccanti. Sì, sicuramente diciamo, il gioco del Sorrento sarà meno spettacolare del gioco di Sinner, però in qualche modo anche qui anche questo è efficace. Qui vediamo una soluzione, vediamo su cross come viene ricercato e voluto la ricerca di Sabatani, che è l'attaccante principale. Sabatani che si sa muovere dentro l'area, il mister prima ha elogiato alcune sue caratteristiche, è un giocatore che ha già segnato 4 gol e siglato anche un assist, viene spesso cercato dai riferimenti esterni. Qui vediamo addirittura Cangianiello che si butta largo. Cangianiello è un giocatore molto mobile, quindi aspettiamolo di vedere in tutte le posizioni diciamo del campo. Ricerca Sabatani, che non è un giocatore altissimo perché è solo 1,80 m, ma quel 1,80 m lo sa utilizzare nella maniera migliore, quindi è un giocatore che secondo me viene cercato e in quelle zone lì deve essere marcato, e deve essere marcato in maniera stretta, ma sicuramente Miceli ama questi tipi di duelli, o Miceli o chi che sia nella linea difensiva, e secondo me si possono divertire nel cercare di limitarlo. Andiamo a vedere invece la ricerca del tiro da fuori, perché anche in questo caso è ovvio, poi arrivano degli altri giocatori, c'è la presenza del nuovo acquisto Capezzi, poi bisognerà capire appunto sotto questo punto di vista, ma ci sono dei giocatori che sanno proporsi anche con i tiri dalla lunga distanza. Sì, mi rifaccio a quello che ti dicevo prima, no? Sul discorso tanto delle transizioni. Non è una squadra che sa combinare o che combina in maniera costante per andare diciamo, ad imbucare, però vedi qua una prima soluzione, riesce a riconquistare. Su questa riconquista sono bravi sia Potenza che Ricci, che il giocatore più pericoloso, prima il mister ci ha detto, no? È un mancino naturale ed è un giocatore che sa calciare anche da fuori, a liberare il tiro da fuori e a mettere un pochettino i brividi nella schiena di Donnarumma. Lo fa addirittura prima col sinistro e poi col destro per manifestare proprio quello che diceva prima il mister. E qua vediamo quello che sarà una situazione che vedremo soprattutto sabato, questa pressione molto alta e feroce dei giocatori centrali, dei 3 giocatori centrali, e riconquista transizione immediata, palla che arriva a Sabatani che la indirizza e che calcia in porta e addirittura trova il gol del momentaneo 1 pari. Poi soluzione che si risblocca il 2-1 che viene siglato da Shaw. Qua vediamo un'immobilità, una poca presenza di movimento da parte dei giocatori vicini, e Shaw, il maltese, a cercare questo tiro da fuori, ci prova lo stesso, qui anche un po' di fortuna, e trova il gol del 2-1, che tra l'altro è l'unica vittoria del Sorrento in casa. Quindi, in questo campionato l'unica vittoria in casa, io credo che questo sia un dato che Toscano avrà fatto vedere di meno al Catania, avrà sicuramente fatto notare di più il fatto che è l'unica squadra, ha detto anche in conferenza stampa, che è l'unica squadra ad avere fermato il Catania in casa. Sì, deve tenere sicuramente la concentrazione alta e quindi non pensare di andare lì a Potenza e fare un solo boccone del Sorrento, sarebbe un grave errore, che ci dobbiamo aspettare una squadra col coltello tra i denti, perché il Sorrento ha bisogno di punti di salvezza e l'unico modo per pareggiare la qualità tecnica del Catania è quella di giocare con un agonismo feroce, non dimentichiamoci di Foggia. Esattamente. Andiamo a vedere le grafiche di presentazione che noi utilizziamo per allenatore e giocatore più rappresentativo. L'allenatore del Sorrento, che è Cristian Serpini, vediamo classe 1972, 6 campionati partendo addirittura dalla seconda categoria. Nella stagione 23-24 ha portato il Carpi, ve lo ricordate, il Carpi che tra i professionisti, ha riportato tra i professionisti, lo scorso anno ha guidato la formazione modenese alla permanenza in Serie C senza passare dai play-out, perché comunque un allenatore che ha fatto bene soprattutto negli ultimi anni. Il giocatore più rappresentativo, avevamo vari dubbi, qualcuno si è eliminato da solo perché Dursi probabilmente non ci sarà, l'altro è arrivato in questo momento e non sapevamo quanto potesse avere spazio, cioè Capezzi. Abbiamo scelto Ricci, che è sicuramente un giocatore di grande esperienza, infatti l'abbiamo scritto, tanta esperienza anche in A e B, arrivato nei primi giorni di gennaio, è un attaccante di piede mancino, cresciuto nella Roma, ma soprattutto guardate, 48 presenze e 3 gol in A, dove ha giocato con Sassuolo, Crotone, Genoa e Roma. E poi lui ha anche 166 gettoni e 18 reti in B, oltre alle varie apparizioni in Serie C, di cui le ultime 3 proprio con la maglia del Sorrento, giocatore anche questo di qualità, no? Tanta qualità, tantissima qualità, il calcico esterno mancino a piede invertito che gioca, preferisce partire da destra,
brevilineo, rapido, gran calcio, quindi giocatore che sicuramente in una squadra come Sorrento diventa il top player di quella squadra. Determinante, certamente. Andiamo da Anna, altri messaggi da parte vostra. Buon pomeriggio, Marco vi seguo sempre dalla Spagna, sempre vicino al Catania nel bene e nel male, da Luca. E ancora, buon pomeriggio, salvo abbonato Tribunà, voglio dire solo una cosa, scontata. Da adesso in poi è necessario giocare fuori casa con un feroce agonismo e un'intesa cattiveria, non con le parole ma con i fatti. Il resto lo abbiamo già, grazie. Complimenti al conduttore, è cresciuto molto, gentile, professionale e fa sentire a proprio agio gli ospiti, bravo. E ti giuro che non l'ha scritto nessuno di noi, ma l'ha scritto Antonio, un catanese a Ragusa. E ancora, buon pomeriggio, ci sono novità per Torre del Grifo? Grazie. Il Sorrento potrebbe fare la partita per lo 0-0 e chiudersi dietro. Quale dovrà essere l'atteggiamento del Catania contro queste squadre? Pronostico Ermanno, Carlo e Anna. Io non lo faccio perché sono cresciuto in altezza anche. No, io non ci credo, secondo me l'ha scritto Carlo. Te lo giuro. No, non ho dubbi, grazie. Comunque, allora, le stesse cose del nostro amico da casa, avere scritto le stesse cose. Esatto, per quello pensavo che fossi stato tu. No? E invece mi fa piacere che ci seguono anche dalla Spagna, contento e soprattutto per la stagione veramente del Catania, che fa piacere anche a noi, e vediamo che tanti tifosi rossazzurri seguono le nostre trasmissioni, le nostre dirette, soprattutto da tante zone, quelle che facciamo ovviamente non in diretta video perché quelle sono in esclusiva per la nostra regione. Allora, che partita deve fare il Catania per andare a vincere? Bravo, sicuramente non quella dell'ultima a Monopoli, perché la prima parte sicuramente non mi è piaciuta. Il Catania un attimino ha giocato sotto ritmo e ha creato veramente poco. Secondo me l'interpretazione della prima mezz'ora di Foggia con più cattiveria deve essere quella, da squadra, da capolista che mette subito le cose in chiaro e vuole subito mettere le cose a posto. Ecco, quella deve essere con più ancora cattiveria di andare a fare gol, ad essere più cinici. Magari avendo anche tante opzioni in attacco, Ermanno, come il Catania ha dimostrato soprattutto in quest'ultimo periodo, opzioni non solo di giocatori, perché chiaramente con gli arrivi sul mercato il Catania ha aumentato il numero di giocatori disponibili e pronti per dare delle opzioni valide a Toscano, ma proprio nel gioco dei rossazzurri abbiamo visto la ricerca del lato debole, il quarto posto, insomma tante opzioni anche nel gioco che possono far sì che il Catania possa rendersi pericoloso lì davanti. Opzioni che si ripresentano, no, nel corso della partita, perché l'abbiamo visto, no, sul discorso del cross a rimorchio, sulla giocata a rimorchio, ho fatto 3 piccole clip, li ho inserite tutte quante insieme e nei 90 minuti si creano 3 azioni del genere, ci fa capire che è una costante. Qui vediamo la ricerca proprio del lato debole o comunque del quarto opposto, l'inserimento costante di Casasola, che è un treno su quella fascia, non si ferma mai, che sabato non sarà sfortunatamente per i tifosi del Catania presente, che comunque riempie tanto quella zona, e poi l'attacco dell'aria, anche quell'imprevedibilità che diceva il telespettatore di prima, no? Da Ausilio, da Jimenez e da Rolfini, che si muovono sempre in maniera diversa. Qua poi si vede forse ancora di più, no? Un altro ottimo queste attacco di opzioni. Jimenez, che ha 3 opzioni differenti, esatto. In mezzo per Rolfini che si era smarcato bene, in scarico su Casasola e D'Ausilio che chiedevano l'appoggio, anzi lo scarico, e la palla sopra sul quarto posto che è Donnarumma. Secondo me qui lui ricerca più Rolfini, ma la palla arriva lunga ed è bravissimo anche qui Donnarumma a sterzare e andare sul piede debole, però a cercare la porta con coraggio. Queste secondo me sono delle qualità del Catania, no? Anche questa ricerca rinnovata dei quarti, questa spinta non solo dei 2 trequartisti alla punta, ma anche dei giocatori che lavorano nelle catene laterali, perché lì mi servì l'assist, no? Avere giocatori forti, ma avere giocatori soprattutto forti e funzionali in tutti i ruoli ti permette di dare imprevedibilità e soprattutto di non permettere all'avversario di venirti a prendere con facilità, e questa secondo me è la chiave fondamentale per il Catania. Capacità di riempire anche, no, gli spazi e l'area di rigore. Sì, nelle ultime partite si vede che ci hanno lavorato parecchio, quindi più uomini a riempire l'area e quindi si creano delle difficoltà maggiori alle difese avversarie.
E poi lo smarcamento, la capacità di smarcarsi anche sul lato debole, no? Perché poi alla fine è necessario riuscire a cambiare gioco e trovare il giocatore libero di là, no? E qui mi lego alle parole, no, di Toscano, che parlava di Lunetta e della crescita di Lunetta. La crescita di Lunetta si vede anche in questi piccoli aspetti, soprattutto chi legge un po' calcio, no, vede anche in queste piccolezze la qualità e la crescita del giocatore. Qui vediamo, tra l'altro Casasola ha ricercato anche in questo istante, però vedi sul lato debole, nel lato opposto, Lunetta che si stacca, si smarca per avere spazio e tempo per ricevere un passante, perché sa che ricevendo in quella zona basta un controllo per entrare in aria, per avere, diciamo, andare face to face col portiere, e poi lì è bravissimo a trovare la porta con cattiveria e quel cinismo che chiede il mister, soprattutto nei primi 30 minuti. Anche lui potrebbe essere una chiave di lettura, una chiave importante per la partita di sabato, perché sta facendo vedere anche da subentrato, anche quando gioca dall'inizio, vedere da sempre quella cattiveria, quella fame di voler fare gol, di esserci, che la sta trasmettendo, devo dire, anche a D'Ausilio, che abbiamo visto inizialmente un pochettino luce e ombre, adesso invece sta facendo il D'Ausilio vero, quindi questa è una cosa positiva. Sono sempre, no, dei segnali positivi da parte della squadra. Aumentano sempre di più, diciamo, ecco, questo è il quadro che possiamo trarne. Andiamo velocissimi perché andiamo a vedere le ultime partite del Sorrento, per cui le ultime 5, per darvi un po' il quadro di quello che è il momento della squadra, che ha preso 6 gol contro 0 fatti nelle ultime 2 partite, che però poco prima ha vinto l'unica partita in casa contro il Foggia, appunto con il risultato di 2-1 e quel gol di show che abbiamo visto poco fa. La sconfitta nel derby con la Cavese e il pareggio interno con il Picerno completano il quadro dell'ultimo periodo della squadra di Serpini. Invece voglio andare da Anna perché voglio vedere i pronostici. Qualcuno mi ha rimproverato l'altra volta col Monopoli, non mi ricordo, col Monopoli, che avevamo detto 1-1? No, col Cosenza. Col Cosenza avevamo detto 1-1. Mi hanno detto, ma come mai l'intelligenza artificiale dice 1-1? Io non lo so onestamente. Il quantitativo di gol non guido l'intelligenza artificiale. È stato giusto il quantitativo di gol, sono stati 2 però i gol. 2, sì, però in generale. Però 1-1, diciamo, questa volta non ci ha preso. Vediamo se ci prenderà questa volta, Anna, vediamo un po'. Allora, il pronostico dell'intelligenza artificiale ci dice 0-1 con gol di Caturano. Ecco. Inoltre, il Catania non ha mai Carlo. vinto fuori casa col Sorrento, infatti i risultati sono nel 2024 0-0, nel 78 1-0, nel 75 0-0, nel 72 1-0, quindi 2 pareggi, 2 sconfitte, 0 vittorie. Quindi speriamo veramente che Caturano segni, come dice l'intelligenza artificiale. Esatto, per cui ci rifacciamo l'intelligenza artificiale, caro Carlo. sì. È così, ormai è il gioco. Fra poco vedrete al posto D'altronde anche col Cosenza, uno. anche col Cosenza mancava la vittoria da tantissimo tanto tempo in è vero, casa. è vero, e invece è arrivata. Va bene, ci fermiamo, ci ritroviamo fra poco, guardo la scaletta per capire se c'è altro, no, ma ci ritroviamo fra poco con le probabili formazioni, a fra pochissimo. Eccoci qua, ultima parte di preview che inauguriamo con il sorriso di Anna e ancora i vostri messaggi. Dobbiamo vincere contro il Sorrento per dare più pressione al Benevento. Un saluto da Mascali rosso-azzurra da Lino. Buongiorno, penso che il Benevento ha un ottimo attacco ma ha delle lacune in difesa, vedi partita con il Siracusa. E poi messaggio da Alberto, con delle buone fasi di attacco si vincono le partite, ma con delle buone fasi difensive si vincono i campionati. Ecco. E con questa perla del giorno, Marco, passo a te la linea. Bravo Alberto. Sarà milanista, immagino. No, scherzo, però al di là di questo è vero, riconducendo tutto al campionato di Serie C, devo dire, ma tutti i campionati, di solito le squadre che fanno bene in difesa sicuramente poi vanno più avanti. Sì, in Italia è così. Abbiamo parlato tanto di modi di pensare il calcio, quindi chiaramente la fase difensiva ci vuole un equilibrio. Certo. Però una buona fase difensiva che ti permette di prendere pochi gol ti porta sicuramente
in alto. In alto, è un tema sicuramente. Quello del Benevento invece appunto pressione al Benevento, giocare a Bergamo, a Caravaggio in questo caso, comunque lì non è facile. Una partita difficile perché l'Atalanta, l'abbiamo vista anche qua al Massimino, una squadra giovane, brillante, che sicuramente non sta lì ad aspettarti, ecco. Certo. È una squadra che ti ribatte colpo sul colpo e quindi ci potrebbe essere, anche perché il Benevento fuori casa non è che una marcia così non ha una marcia esplosiva, strepitosa come quella che ha in casa, perché ricordiamo che anche il Benevento, come il Catania, in casa fino ad ora ha fatto benissimo. Andiamo a vedere le probabili formazioni partendo dal Sorrento. Ne abbiamo già parlato, abbiamo detto di un 3-4-2-1 che potrebbe essere anche 3-5-2 secondo la posizione di Cangianiello, che vedete in questo caso trequartista insieme a Ricci. Se fosse 3-5-2 Cangianiello ovviamente agirebbe da mezzala, forse con Capezzi probabilmente a dettare i ritmi di gioco per il Sorrento, e Ricci e Sabatani lì davanti. Questa è l'idea. Colombini adattato come braccetto, Solcesciò a completare la linea difensiva della squadra di Serpini. Andiamo a vedere il Catania con i ballottaggi che vi ridiamo, perché lo facciamo attraverso la grafica. Chiaramente i ballottaggi sono sul braccetto di destra, qui Gherardi Allegretto, a centrocampo Corbari Di Noia, con veramente percentuali molto diciamo politiche, 50 e 50, 51 e 49, lì davanti Conforte e Rolfini in teoria, ma chiaramente con la parentesi Caturano che ci teniamo in questo caso. Questa è la probabile del Catania. Andiamo a vedere invece anche gli arbitri, anzi l'arbitro e poi tutta la cinquina arbitrale, Gandino di Alessandria, e poi gli assistenti che sono Meraviglia di Pistoia, Miccoli di Lanciano, Castellammare di Stabia il quarto ufficiale, e chiaramente di Potenza, sempre vicino alla zona della partita, l'operatore FVS. Caro Carlo, caro Marco, concluso. Puoi rispondere a qualche cosa? No, basta, abbiamo concluso, tolgo la fascia, la metto nell'armadietto e ci vediamo settimana prossima. Ci vediamo la settimana prossima, ma noi con te ci vediamo domani. Certo. Perché c'è diretta stadio a partire alle 14, tu sarai qui in studio. E tu sarai Io sarò a prendere freddo, sarò là a Potenza per raccontare insieme a voi, appunto, che sarete in studio, la partita del Catania. Grazie Ermanno Florio. Grazie Marco. Noi ci vediamo invece. Non ci vediamo settimana prossima perché non ci saremo, ci vedremo tra 2 settimane. Bravissimo, hai fatto bene a ricordare. Perché il mister è sempre presente qui negli studi, quindi. Esatto, ma infatti il mister, sai, noi abbiamo creato una particolare zona Carlo Breve, sotto esattamente. Qui abbiamo un localino che tu... Monovano, che tu... Ringraziamo le tante persone che ci seguono, veramente siamo onorati di questo, Marco, a parte quello sempre, gli scherzi. ci fa piacere leggere determinati numeri, siamo contenti di questo. Ringrazio Gaetano Marano, Massimo Ceraulo, Gaetano Iudica, Alessandro Pantano in regia, comparto tecnico audio, e poi vado a ringraziare, a salutare la nostra splendida Anna. Ciao Anna. Ciao Marco, grazie a te, ma sai che giorno ci vediamo? Fra 2 settimane, venerdì 13. Venerdì 13, porta bene secondo te? Non lo so, chissà che puntata sarà. No, va, vediamo. Vedremo. Vediamo un po'. Di certo ci sarai tu che porti benissimo. Noi vi salutiamo, vi ricordiamo l'appuntamento con preview appunto fra 2 settimane, con diretta stadio alle 14 domani, e poi lunedì ovviamente anteprima corner e corner in serata. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento con i programmi Telecolor. Buon pomeriggio.